Secretum vitae vox tatita, sanguis fervet, ignis lucet, crax in tenebris, lux occulta, Dominus ducit veritas vivi. Non tememus, non fugimus, ferrum nostrum, lumen ignis, fides salve, sanguis cantat, vox silenti. Dove le portate? Ah, sotto Velo Veronese. Ah, sotto Velo Veronese. Dalla studio portiamo giù. Perfetto, vera trasumanza allora. Sì. Ciao. Ciao a tutti, benvenuti nel canale Mauer. Mi trovo nella località Contrada Campe, siamo nella magica Licinia, un'altra bellissima contrada cimbra. Si parla già del 1200, le case le vedete dai tetti, è innegabile una bellissima contrada, e per l'occasione una gentile signora ci ha dato la concessione di entrare nella chiesa intitolata San Giuseppe. Eccola qua, la vediamo di fronte a noi, allora entriamo pure. Come mi diceva la signora, una piccola storia intanto della chiesa qui presente. Eccola qui, una bellissima chiesa, vi facciamo vedere subito. Guardate che spettacolo, chiesa cimbra. Risale al primo oratorio, il primo capitello era piccolo, è del 1600, questa invece è del 1720. Guardate il quadro, eccolo là, Giuseppe moribondo con Cristo e la Madonna e gli angeli che la stanno aspettando. Quindi siamo nel punto di morte di San Giuseppe ed è questo il nome che hanno dato a questa chiesa, al loro patrono praticamente. Vi ricordo, siamo in Contrada Campe, siamo nel comune di Velo Veronese. Facciamo un giro intanto anche del soffitto. È una chiesa ancora in funzione, mi hanno detto che fanno una messa nel mese di agosto. Eccoci qua, andiamo vicino, eccolo qua, andiamo proprio vicino a visionare, un bellissimo quadro. Sarebbe interessante sapere anche la datazione di queste pitture. Facciamo anche un'uscita, eccola qua, mi giro, nel fondo vedete la mia KTM 790, ma sempre ricerca di storia. Qui nella magica Licinia ne ha tanta da raccontare, vi faccio vedere alcuni frame. Intanto vi faccio vedere un interessante pavimento anche, eccolo qua, che dà sull'altare, molto semplice. Sono anche una quindicina di sedie, ma andiamo a vedere anche, vedete le porte bassissime, guarda, ci tocco io che sono piccolino. Eccoci qua, questa è la sacrestia. Qua all'interno, in questo armadio, ci sono quei pavimenti del 1700, ma ha detto la signora, io non li apro perché giustamente è una cosa religiosa e privata. Vediamo qui, c'è la campanella, eccola qui per la messa, ma soprattutto adesso la andiamo a sentire anche, vedete la corda, che c'è una bella torre campanaria che andremo poi a vedere poi fuori. Eccoci, abbiamo sentito anche il meraviglioso suono delle campane in questa contrada cimbra. Bene, eccoci qua. Allora faccio vedere anche una piccola chicca. Guardate la chiave della porta, eccola qui, interessantissima. Guardate come è fatta, ve la faccio vedere un po' in controluce. Eccola qua, guardate che grande che è, e vedete a doppia mandata. Eccola qua, guardate, spettacolo. La porta naturalmente è ancora del 1700, tutta borchiata, quindi tanta roba. Comunque bellissima questa chiesetta in questa contrada. Usciamo pure, eccoci qua. Nell'incantevole territorio di Azzarino,
uno dei 13 comuni cimbri. Azzarino è un insieme di antiche contrade, tecchie, foi, battisteri, campe, riva, citate in antichi documenti. La sua autonomia come comune finì nel 1797 con l'arrivo di Napoleone, che lo accorpò a Velo come frazione. Per protesta la popolazione si ribellò e incendiò il municipio di Velo. Il nome Azzarino deriva dal latino argen, argine, in riferimento al territorio arginato da alture e da piccole valli. Con l'arrivo e l'insediamento delle popolazioni bavaro-tirolesi, nei secanto XIII al XVII, venne conosciuto come Velge, divenendo capoluogo dei 13 comuni cimbri. Ho appena suonato, eccola qua, perfetto. Andiamo pure anche a fare un giro in questa contrada. Questo è proprio il lato, vedete, dal sole, vedete che c'è il sole. Interessanti i due pozzi, quindi hanno la fortuna di avere l'acqua, questa qui. Andiamo a vedere, guardate, spettacolo dei colori autunnali che si sono accesi in questo contesto. Guardate, siamo nella parte meridionale qui della Lessinia, e la parte che guarda Campo Fontana, diciamo. Di sopra c'è il Monte Pulga, eccolo là, vediamo il santuario sopra che domina il bel paese di Velo Veronese. Ma andiamo a vedere questo spettacolo, guardate che bellezza, ragazzi, eccoci qua, guardate, è uscito il sole che illumina questa bella contrada campe. Siamo intorno ai 1000 metri sul livello del mare. Guardate gli edifici, la struttura, l'architettura, vedete, spettacolo. Anche qui, eccoli qui, c'è ancora il pozzo, guardate, col foro, mamma mia, col marmo rosso, pietra rossa qui della Lessinia. Vediamo le finestre a bocca di lupo, eccole là, una caratteristica delle case cimbre. Eccoci qua. Sta scendendo la sera qui nella contrada Campe. Questi sono i vari prati da pascolo che qui i contraioli cimbri di questa antichissima e storica contrada cimbra, e andiamo a visionarla. Intanto Mauro ringrazia la signora con qualche anno di età che ci ha regalato la visuale di questa bellissima chiesa titolata San Giuseppe, ricordo Gabriella d'Albrea, così mi ha detto, ha qualche acciacco naturalmente, con qualche anno sulle spalle. Intanto guardiamo l'architettura, vedete, famose lastre sui tetti, guardate gli angoli cosiddetti a cerniera, eccoli qua, li vediamo benissimo. È proprio una caratteristica dell'architettura cimbra. Allora, questa contrada sappiamo benissimo è nata intorno all'anno 1200, quando il vescovo tedesco di allora ha visionato questi pascoli oscuri, diciamo, queste montagne oscure della Lessinia, e ha demandato i cimbri, allora carbonai, in queste terre, in cui ha donato, diciamo, in un certo senso ha donato 20 ettari, mi sembra, in cui si poteva costruire queste case. Io sto passeggiando proprio in questo contesto, guardate, eccolo qua, questo è proprio un muro a secco, guardate, non c'è neanche malta, nessuno calci, diciamo, guardate, eccolo qua. Camminare qui nella storia dei cimbri, ecco sempre gli angolari qui a cerniera, le vedete, le pietre messe in un senso o nell'altro, cosiddetta cerniera, bellissimo. Guardate anche i camini, comignoli, tanta bella roba. Mi piace passeggiare qui nelle contrade. I cimbri hanno acquisito, sia dagli Scaligeri che dalla Serenissima, vari privilegi ed esenzioni fiscali,
In cambio difendevano il territorio e presidiavano i passi alpini. In queste zone di montagna impervie e rimaste isolate per secoli, gli abitanti erano molto legati alla fede religiosa, espressa con opere artistiche come la pittura, la scultura ed i capitelli identificati soprattutto con delle tipiche steli in pietra scolpita, dette anche colonnette votive. Questa forma artistica inizia nel XVI secolo nella Lessinia orientale, San Bortolo, Campofontana, Bolca, Sprea e Crespadoro, con delle colonnette di pietra scolpita raffiguranti la Beata Vergine con il Bambino. Poi a partire dal XVII secolo si sposta anche nella Lessinia centrale di Velo Veronese e Bosco Chiesanuova, con le cosiddette Croci della Passione. In questa zona cambia il tema della scultura, rappresentante i simboli della Passione di Cristo. Secondo l'ipotesi di alcuni studiosi, il periodo in cui quest'arte popolare inizia a diffondersi coincide con la pestilenza del 1511. Queste colonnette venivano collocate, secondo tradizione, nelle contrade o nei crocicchi delle carrarecce, per una funzione apotropaica, allontanando il male e proteggendo così la popolazione che lì viveva o transitava. Eccoci qua, naturalmente immancabile la fontana, qui c'è acqua per fortuna, a differenza degli altri pascoli, in quanto vediamo anche la data che è stata costruita questa qua, 1929, sì, sempre con i lastre, vedete qui. Bene, Maver vi saluta qui dalla contrada Campe, un'altra bellissima realtà che vi porto sul canale YouTube. Vi saluta Rusco!